Torna a sorridere, lo fa tra le mura amiche del Don Carlo Misilmeri, vittoria con il risultato di 2-0 contro il Lascari Cefalù. Siamo qui con il tecnico Tommaso Napoli, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla partita, perché nei primi 67 minuti il risultato era di 0-0, poi la perla di Romano da fuori ha sbloccato la gara. Sì, abbiamo trovato una squadra che da alcune settimane a questa parte era migliorata tanto, veniva da prestazioni fatte anche bene, sia in casa che fuori casa. Per cui dovevamo trovare il momento giusto per passare in vantaggio, perché, ripeto, loro erano chiusi bene, ci vedevano ogni situazione di gioco e non siamo riusciti a scardinare, anche se ci sono state delle belle parate anche da parte del portiere. Però poi nella seconda parte abbiamo sbloccato, perché quando non si trova la giocata si deve anche provare anche da fuori, e Peppe Romano oggi è stato bravo a fare un gran gol. Ci sono state almeno 5-6 occasioni chiarissime da gol, poi l'avete invece chiusa con un calcio piazzato. Quanto è importante sviluppare questo tipo di occasioni? Le palle inattive ormai sono, io dico che il 90, l'80-90% dei gol che si fanno dalla Serie A a scendere, la maggior parte vengono tutti da palle inattive, perché adesso un po' tutte le squadre sono ben organizzate, hanno allenatori che studiano attentamente la squadra avversaria, cercheranno anche di non farti giocare, cercheranno di chiuderti gli spazi, duelleranno su ogni palla, contrasteranno su ogni palla, per cui io dico che le palle inattive ormai è diventato l'80-90% delle situazioni per passare in vantaggio, e noi siamo stati bravi in queste due occasioni, con un tiro da fuori e con un calcio d'angolo dove abbiamo realizzato il secondo gol, e ci ha dato la tranquillità, la sicurezza a pochi minuti alla fine di poter gestire la partita in maniera diversa. Chiudiamo invece con l'ultima domanda. Prossima partita contro il Partinico Audace, oggi brutta sconfitta per loro. Le chiedo come la preparerete anche alla luce degli scossoni in panchina che hanno avuto. Ma di sicuro ci godiamo questa vittoria, anche se non abbiamo avuto delle grandi occasioni, questo sì, non sia stata una partita come piace a me, però quello che era importante era fare risultato e soprattutto dare una continuità a quello che è il nostro programma di lavoro, e soprattutto anche per un orgoglio e per una gioia di questi ragazzi che lavorano sempre bene durante la settimana. Per cui quella di Partinico sarà una gara ancora più difficile di questa qui, perché anche se avranno capitolato oggi, non so il risultato della loro sconfitta e tutto quanto, di sicuro dopo che è andato via Riccardo Benante, magari hanno avuto un momento di appannamento, però penso, non so chi sarà subentrato come allenatore, dobbiamo prepararci bene, perché non è una partita facile. È terminata la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Lascari Cefalù, 1-0, l'ha decisa Giuseppe Romano, che salutiamo. Buonasera a tutti. E chiediamo subito, allora, nelle scorse partite, in particolar modo con il Marsala, ci sei stato tanto vicino, quest'oggi l'hai segnato questo gol, quanto è importante per te e quanto è importante anche per i 3 punti? Soprattutto per i 3 punti, devo dire la verità, perché era una partita difficile, è stata. Anche sotto il piano degli avversari l'abbiamo trovata un po' complicata, per fortuna è arrivato il gol che ho tanto cercato, non mi posso nascondere. Quindi la gioia di trovarlo e poi vincere la partita è stata una cosa bellissima, indescrivibile, perché l'ho cercato sempre in campionato, era arrivato in Coppa, la doppietta sempre con loro, però sono contento ancora di più per il campionato e la vittoria. Un gol che ha aperto le danze, perché è terminato 2-0 poi la sfida. Quanto è importante questa vittoria, soprattutto tornare qui in casa a sorridere dopo un periodo forse non facilissimo? Sempre bello vincere, e vincere ti aiuta ad allenarti anche con un altro passo, tutto diverso quando vinci. Quando perdi e non arrivano i risultati è difficile, però è proprio lì che noi con i miei compagni facciamo gruppo, diamo sempre qualcosa in più, e se arriva arriva, e oggi è arrivato e per fortuna ce lo prendiamo e proviamo ora con le altre. Adesso invece parliamo proprio delle prossime partite, perché la gara successiva è contro il Partinico Audace, ma guardando ancora più avanti lo scontro diretto col San Giorgio Piana, ti chiedo come le preparerete
e che mentalità avrai tu per per queste due partite? Sul personale posso dire che le preparo io tutte allo stesso livello, non guardo mai la classifica, non sono uno che guarda mai la classifica, io gioco ogni partita con lo stesso carisma, poi c'è quella giornata dove tutti possiamo essere in giornata e quella dove non lo sei, però là devi dare qualcosa in più. Le prepareremo come tutte le altre e proveremo a portarci la vittoria a casa. Chiudiamo invece con una piccola domanda sull'esultanza. Hai fatto una A, se non abbiamo visto male, ti Sì, chiedo sì. per chi è. Per la mia ragazza e questo gol diciamo è per la mia ragazza, però è in primis anche per la mia famiglia. È un tutt'uno diciamo tra la mia ragazza e la mia famiglia.